Desi, Sì. ascoltami, prima che cominciamo, devi darti una regolata. In che senso? Non mi aiuti, l'aglio ti fa puzza, la cipolla ti fa qua. Scusa, se sei qua qualcosa la devi pure fare. Mamma perdona. mia che sei agro oggi. Madonna non mia, è che- niente, un po'... Sai perché tu non approfitti? Perché sai che ti voglio bene. Sai Che c'entra adesso, scusa? Sai che ti voglio bene. Allora sei anche dolce. Ci ho fatto dire la puntata di oggi che si chiama Agrodolce. Allora sei anche cretino. Non è questo il titolo, non è agrodolce cretino, è agrodolce e basta. Ma quello sempre, diciamo. Vabbè. In linea di massima sempre Applausi, cretino. pubblico presente in sala, applausi. Oggi abbiamo 944 Non è persone. vero, non ce n'è pubblico, dai, non lo dire, ma non Ciao zia, non ti lascio. Ma che è zia? Ciao zia, c'è tua zia? Ti lascio. C'è tua zia pure? Bene, oggi facciamo questa puntata in agrodolce. Dai, Cioè ci prendiamo sono. degli ingredienti e li agrodolciamo. Li agrodolciamo, quello con l'aceto, lo zucchero, Capito? mi Sì, ricordo. tutte queste, però ti faccio vedere una modalità palermitana. Di agrodolcitura, quasi. Palermitana, diversa. un po' diversa. Vai, va E allora, bene. cominciamo a fare un agrodolce con le costine. Costine. Costine di maiale, chiamate da noi costine, pettinicchi, però gli americani ce le hanno ribattezzate Rives. Rex, bene. Allora, E facciamo questa lieve marinatura, che non è la vera e propria marinatura, ma ci serve per dare un po' di marinatura marinata. E come si fa? Cominci con il sale. allora, partiamo dal Give me the sale. salt. Guarda, Sale. così. Sale. E sale. Massaggiamo un pochino. Senti il maiale che fa. Bello, si sta rilassando lui. Massaggiamo così. Bello. Aggiungiamo un poco di vino. Vino. Così. Dopo che lo abbiamo fatto riposare parecchio, ci aggiungiamo anche un pochino di rosmarino, così giusto che ci dà quel sapore che noi abbiamo fatto. Dopo che marinerà più o meno un paio di orette, Sì. lo andiamo a mettere in forno. Quindi per cui solamente sale e vino facciamo bianco. conto che è passato il tempo di marinatura, facciamo conto e lo andiamo a mettere Lo in andiamo a forno. mettere in forno. E dovrà avere almeno a 180 gradi il forno statico 3 orette di cottura. 3 orette, E noi lo andiamo caspita. a mettere in forno. Ecco. 180 gradi, quindi forno diciamo medio. Esatto, in modo che cuoce. Cottura Poi lenta, a fine cottura lenta. cottura aumenteremo i gradi di calore, lo porteremo a 200, Ok, 220 va bene. e lui si crepa giacata. Andiamo per step, quindi. Andiamo per step. E qui abbiamo un bel petto di pollo. Sì. Capito? E facciamo delle bistecchine di petto di pollo. Quello che dico io alle nostre amiche ascoltatora, Amiche, dire... potete comprare il petto già affettato come volete, però sapete una cosa, Cosa? sapete una cosa, che volendo si può risparmiare, non è un'operazione difficile, perché un conto è comprare il petto intero, un conto è comprare il petto già affettato. Vabbè. Certo. Basta un coltello di questo lungo e facciamo delle bistecchine così, vedi? Apriamo così e voilà, vedi? Ah, hai fatto un cuore, guarda. Sì. Così, apriamo così, così. Ci bastano queste, non vuoi fatto Fanno un altro? altro. Ma magari Petto tipo lo stringe quando si fa. Sì. Si cucina. Esatto. Diventa una cosa così. Tanto. Esatto. E qua andiamo così. Ecco. Qua abbiamo fatto 3 belle fette di pollo. Prendiamo una bella padella grande, ci Certo, serve grande, eccola. e la mettiamo qui. Sì. Nel frattempo Prendiamo cosa? Ci premuniamo di questi 2 piatti così anche a barchetta che ci serviranno per fare la panatura. Per cui andremo a mettere, mi dai un dell'olio? po' di olio. Questa la so, la palermitana è così. Brava, Metti olio. un po' di olio, un po' di sale qui. Brava. Giusto? Sì, vai. E basta. Qui Poi, pure. no, qui ci va il pane. Dammi un cucchiaio. E che ne so, pensavo volessi fare 2 tipi di cose, di panature. Non Vabbè. ti preoccupare, anche se c'è il pane grattato non succede. Quindi questo va bene? Sì. Olio e sale. E sale anche qui. Allora, di solito si può aromatizzare il pan grattato, d'accordo? Però io invece in questo caso, dato che devo fare un agrodolce, non lo vado Lo facciamo semplice. aromatizzare.
Lo facciamo sempre perché la paratura in questo caso, sai a cosa mi serve, Desiree? Mi serve a far sì che poi mi accolga in sé l'agrodolce che andremo a creare. Va bene? Prendiamo il petto di pollo, olio, così, e pan grattato. E pan grattato. E voilà. In this way. Ok. Per ora lo poggiamo qua perché ancora la padella non è calda. Guarda che bella fetta che ti ho fatto. Bella, questa è la mia preferita, questa è la mia. Bella Chi l'ha detto che è la sottile. tua? Ma no, mi piace. Che poi non è veramente sottile perché io non amo Bella, bella. mangiare le cose sottili. No, le cose sottili no. Diventano solette, diventano. Ecco fatto. E abbiamo panato questo pollo in questa maniera. Bello. Va bene? E voilà. I palermitani sai che noi paniamo tutto, la mollica noi ne usiamo tantissimo. E cominciamo a fare questo lavoro di Dai. una E due due. e di tre. E tre. E di tre. Così stringiamo un pochino e le abbiamo messo tutto con questo nel frattempo. Lo Le possiamo togliamo. togliere, ci facciamo una lavata di mani. Ecco. E andiamo via, per adesso una cotulettina alla Come dice il palermitana proverbio, semplice. lavate di mani, lavate di villani. Perché, Non lo so, scusa? così si dice. Ma perché si dice Ecco, così? io vedo che qui spesso si Manca usa qualcosa, no? chiamarla cotoletta. No, Ma la cotoletta è quella con l'uovo, questa per noi ve l'ho detto. Panata. Chi sa, la fetta russa. fedda rosso. La russa che si fa con le carni rosse, ma la fetta russa è un'altra, quella che ti sta antipatica. È quella che ti sta antipatica, vero? Sta facendo la reazione di Maillard, lasciala stare. Scusi. Deve raggiungere una certa temperatura. Ha ragione, scusi. Vabbè, ecco qua, vedi, stiamo andando. Quando dobbiamo girare il pollo, lo sai? Quando vedi i bordini che sono cotti. Brava, quando i bordi sono diventati quasi bianchi. No, io credo che Ragazzi, meriti il diploma di scioccante. diplomata, proprio il diploma di diplomata merita. Lo sai chi vede molto la nostra trasmissione? Chi? Gordon Ramsay. Ma veramente? Sì. Dai. E mi ha detto, dice, qualche volta voglio venire Bravo per imparare. lui, non come noi. Però, bravo. come noi. Non è la nostra altezza. Nostra che intendi dire per noi? Non è la nostra altezza, nel senso che noi siamo più bravi, abbiamo più conoscenza, sappiamo più cose. Cioè, parla lei di altre mani. Io sento che dobbiamo girarlo, aspetta, anche perché non è una cottura definitiva. E voilà. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Le 6 au fond. Voilà, voilà. De 6 au fond. Voilà, voilà. Et ça famille de son. Una vera voilà, francese? Voilà, sì, voilà. Allora, voilà. Prendiamo un quindi, piatto. Prendiamo un piatto, quindi è una mezza cottura, com'è? Praticamente sì. Prendiamo un piatto e andiamo a finire di cucinare questi di qua. Vedi? Vediamo un'altra giratella. Ecco qua. Ragazzi, ma anche senti l'odore di sto pan grattato. Lo sento, sì, cosa. sì. Sì. Oh, guarda il naso dello zio Gianni. È inebriato. Si è allargato il naso per l'odore. Lo senti come prende respiro così? Ma perché quando noi, lo ci hai fatto caso, zio Gianni, quando noi ci giriamo c'ha gli occhi così? Quando siamo di spalle, specialmente Guarda tu di ovunque, spalle, destra lui e è così. sinistra? Quando sei tu di spalle, lui è così. Mi guarda, mi sparla. Sì. Mamma mia, zio Gianni, lo zio Gianni mi vuole bene, non è così. Sì. E questo lo tiriamo fuori. Questo gli diamo un giro. Lo tiriamo fuori. E lo tiriamo fuori così. Nel frattempo nella televisione sono passate 3 ore. 3 ore per quelle- cucinare questo? No, Avevamo le cose, Le come si costine. chiamano? Le costine. giusto. Ok, Allora. ora andiamo a prendere le costine in forno. Dopo 3 ore. Perché le facciamo tutte Perché insieme. il tempo, poi. insomma, con te allora, passa prima velocemente. di prendere le costine, facciamo... Oh mia bella Madonnina, che te prela. Facciamo un'ambientazione più invernale, fai così, È così, è così, è così. Consigli per i consigli da Milano. Uè, Taron, fatevi i consigli per i consigli. Ne. Avete capito, Eh,
cosa? Le costine. Le costine, oppure in America come le chiamano? Sbrags. Ribs. Guarda come sono diventate. Dai, ma queste che ci hai messo? È Dai. quello che avevamo messo, quel po' di rosmarino, l'olio. E ora facciamo un'altra operazione, guarda. Che facciamo adesso? Mi dai questa, va bene? E facciamo così, guarda. 1, 2. Quindi le affettiamo praticamente. Sì. Mamma mia. Ne è caduto un pezzetto. Ma guarda, veramente. Ma cose da pazzi, ma come mai? Come mai ne è caduto un pezzetto? Già così Così. è buonissimo. Abbiamo messo questa sopra, la nostra pentolina, e prepariamo. Non devi continuare l'agrodolce per fare Anche questo questa era caduto. ricetta. Mi dai dell'aglio, un poco di rosmarino, lo zucchero è lì, per cui facciamo questo lavoro così. Facciamo Rosmarino. tostare del rosmarino, poi tagliamo 2 spicchietti d'aglio e li tagliamo con questo. L'aglio si deve sentire. Quindi adesso facciamo l'agrodolce qui, Yes. giusto? Mettiamo questo che si tosta. Nel frattempo mi dai l'olio. Te. Mettiamo questa bella dose di olio abbondante, così, e andiamo a fare friggere. E dobbiamo abbassare fortemente la fiamma. Abbassiamo la fiamma e ci premuniamo di un goccetto d'acqua. Guardate questo procedimento. Ecco qua. Allora, quindi abbiamo messo Aggiungiamo un goccetto d'acqua. olio, rosmarino, aglio e un po' d'acqua, aggiungi così. Sì. Così. E andiamo a dare una bella mescolata in questo modo. Quindi fai una sorta di emulsione. Esatto. Bravo, guarda che abbiamo fatto. Senti, lo senti il profumo come sento. si assale? Sì. Si assale. Il Andiamo a rosmarino è mettere- molto presente. Cos'è? Andiamo a mettere l'aceto, L'aceto. sempre con un fuoco tenero, così. Guarda. Andiamo ad aggiungere Un po' lo di zucchero. Sì. Così. Quindi Poi creiamo se proprio volete le dosi le diamo un'emulsione. esatte. Le dosi esatte, esatto. Sì. Daremo le Sì. dosi esatte, così. E questo ci servirà per le costine. Ed andiamo ad adagiare le costine. Vai? Vai? Vai. No, devi tagliare. Ok. Ed andiamo ad adagiare così, guarda. Così. Così. Ecco. Così. Stranamente sono rimasti questi pezzettini, come Cioè, mai? ma che ne so, guarda. Ma guarda cose che capitano. Non capita spesso, ma a lei capita sempre. Allora. Mi sposteresti gentilmente questa teglia, attenta a non ti bruciare. Quindi, A questo punto mandiamo avanti un po' col fuoco più forte e guarda cosa facciamo. Questo è amido di mais. sì, Ne prendiamo un po', dammo un cucchiaino. un cucchiaino a te. Ok, grazie. Guarda. Vedi? Stiamo andando. Senti siamo, ora l'aceto sì. come si sente? Sprigiona. Sta sfumando. Ora andiamo a finire il piatto. D'accordo? Lo Sì. vuoi finire questo piatto? Finiscilo, dai. Infatti lo vedi grossolano con l'aglio che si vede, capito?
Rustico. Riaumentiamo la marcia di camminamento e andiamo a prendere un piatto per fare l'impiattamento. L'impiattamento. Va bene? Ecco qua. Aggiungiamo ancora una piccola dose di olio, così. Ecco qua. Prendiamo le costine. Una. Quindi una passatina così, diciamo, no? In agrodolce. Facciamo prendere l'agrodolce, sì. 3. 4. Così. Non mi piace, così. Ecco. E ora guarda che facciamo. Riabbassiamo la fiamma Sì. e andiamo ad aggiungere questa emulsione di amido di mais e acqua. Riaumentiamo. Questa è una ricetta palermitana? In questo caso no, ci si avvicina un po' di Cina. Sì, sì. Andiamo a sentire il gusto. Quindi l'amido di mais serve a far addensare questa cremina praticamente, giusto? Buonissimo. Un po' di sale? Un po' di sale? Yes, yes. Dov'è? Qua. Ah, ecco. Un po' di pepe. Vai. Mi dai un cucchiaio? Ecco. Cucchiaio grande, no? Quelli grandi, quelli Cucchiaio grandi di grande? servizio, sì, sì. Ecco. Quello grande. E andiamo a finire così. Così. Mi sembra scherzo, non va mangiato subito, Meraviglioso. anche se si raffredda un pochino. Ecco qua. Non abbiamo nascosto l'aglio, Meraviglioso, non abbiamo meraviglioso, nascosto bravo. nulla. Ecco. Ecco qua. E queste sono delle costine in agrodolce. Andiamo al nostro petto di pollo, non pulisco neanche la padella, quindi la no. lasciamo così. La lasciamo così e andiamo a mettere dell'aglio, che stavolta lo mettiamo così, guarda. Mi sposti un po' di cose, mi faresti cosa gradita, grazie. Una, abbassiamo la fiamma. 2. Allora, quindi spicchi di aglio, la padella così col suo agrodolce. Sì, che già ce l'abbiamo. Mi dai gentilmente l'olio. Eccolo. Thank you very much. Ecco fatto. Questo è l'olio. Facciamo scaldare e insaporire. A freddo aggiungiamo un po' di aceto. E andiamo a mescolare così. Ci prendiamo pure un po' di fondo di cottura. Sì. Dai che ce la stiamo facendo. Dobbiamo sentire, mi dai un cucchiaino? Sentire l'agrodolce come si comporta. Eccolo qua. Perfetto. E ora lo zucchero un tanto poco. Ora, un'operazione dobbiamo fare. Sì. Prendiamo questo dove c'era quel poco d'almido, tanto non è un problema. Questo te lo tieni tu un attimo. Sì. E questo faccio così. Ah, quindi lo togli dalla Faccio padella? così, Perché? sì, perché vado a mettere i petti di pollo. Sì. Quindi prima una passatina, poi lo togliamo e lo mettiamo in un Così. recipiente. Così. Facciamo salire un poco sulla temperatura. E dopodiché ungiamo queste meravigliose fettine di pollo. con la Ah, ecco, dolce vedi, che per questo siamo- era la mezza cottura.
Dai, la cotoletta in agrodolce, Ci serve possiamo dire, solo no? Un un coperchio? attimino, un coperchio che ci aiuterà a creare il caldo interiore. Sì. Dopodiché diamo una pulita e Torniamo passiamo per all'assaggio. Daisy, Allora, pronti? senti che odore. Guarda, Andiamo a prendere il piatto veramente allettanti, veramente e le allettanti. impiattiamo, vedi? Delle semplici fettine, mi dai una pinza? Questa è quella di antipatica. Niente. Qual era la mia? Questa era la mia. Cadette e al fin si roppe. Vabbè, questa non la impiattiamo, dai, questa la impiattiamo dopo. Ecco qua. E qua ci sono i nostri piatti. Tutti in Signori, agrodolce. tutti in agrodolce e passiamo All'assaggio. all'assaggio. Ti prendo i piatti. Hai visto, Desi? Sono agro e sono dolce. Guarda, veramente, che Io cosa vogliamo partirei da là. assaggiare? Assaggiamo questo, ho visto che c'è qua un pezzo rotto proprio, guarda. Ecco, noi lo prendiamo con tutta la costina, Che facciamo dici? vedere. Che dici? Dai, prendiamolo con tutta Questo la è mio, costina. però. Sì, vabbè, intanto prendiamolo tutta la costina. Prendi tutta la costina, va. Ecco qua. Vai, vai, vai. Ma poi vedi come si stacca, è un burro proprio. Vedi? Quel sapore, Quell'agrodolce quell'agrodolce, che ci va a bagnare. quel dolce agro. Sì. Ecco qua. Basta. Ma come ti è venuta questa ricetta? Dimmelo. Basta, basta. Te la sei inventata? No, inventate, le ricette si creano, non si inventano. Stai esagerando, eh? Stai esagerando. Buono. Possiamo passare avanti? Buona veramente, bravo. Complimenti. Non me l'aspettavo questa. Bravo. Andiamo là. Andiamo al pollo. Dobbiamo prendere la tua, abbiamo detto. Quella giusto? era la mia, sì. Ci siamo scelti dall'inizio. Sì. Prego. Mamma mia, ragazzi. Ma guardate che profumo, guardate che profumo. Cioè, guardate che il profumo. Guardate che profumo. Guardate che profumo. Profumo. Vabbè, Allora? la morbidezza, La morbidità. La morbidune. il gusto, Il gusto. Agro e dolce. la particolarità. Dolce. L'aspro. Agro. Alla prossima. Siamo Dice che sempre con faccio? voi, vi vogliamo sempre bene. Una E chi si cotoletta? ferma è perduto e saremo con voi No. per sempre. E dove? Non so, ma non fare le cose, queste cose così. Queste cose le fanno nei che che fa? modo è, mica. Vabbè, arrivederci. già. Per favore. Costine di maiale, 2 kg di costine di maiale, sale e pepe quanto basta, olio evo, pollo in agrodolce, 4 petti di pollo, pan grattato, olio evo, per l'agrodolce, olio evo, mezzo bicchiere d'acqua, 3 spicchi d'aglio, 2 cucchiai d'aceto bianco, sale e pepe quanto basta.